Progettata nel 1138 come cappella castrense nell'atto di donazione testamentaria del nobile Alberto di Collalto, la chiesa di San Giorgio di Collalto fu fino al XVI secolo proprietà dell'ordine gerosolimitano. L'attuale edificio, costruito in luogo di quello medievale distrutto durante la Grande Guerra, è stato progettato da Domenico Rupolo. L'interno custodisce gli affreschi di Giuseppe Modolo, la pala di San Giorgio di Guido Pini, una statua della Santissima Trinità di Pietro Stefan e due statue lignee seicentesche in cui si riconoscono il vescovo Manfredo di Collalto e San Gaetano. Uno dei reliquiari conserva le sacre spine della corona di Cristo, che furono portate dalla Palestina dal cavaliere crociato Alberto di Collalto, raffigurato dal modolo sulla predella della flagellazione, mentre le dona al vescovo di Ceneda. Si conservano le reliquie anche di Beata Giuliana di Collalto, la mistica benedettina che fondò nel 1226 il monastero dei Santi Biagio e Cataldo a Venezia, qui rappresentata in una statua di Ferdinand Stuflesser. Ogni prima domenica di settembre si svolge il Vespro, seguito da una processione in direzione del Colle della Tombola, ove si trova un sacello a lei dedicato contenente un affresco di Riccardo Cenedese. La Beata, invocata contro il mal di testa, è colta in estasi e con in mano la regula di San Benedetto, mentre sullo sfondo si intravedono i castelli di Collalto e di Susegano. In località Mercatelli, vicino a un ponte romano costruito al supporto delle vie imperiali Tridentina e Altinate, sorge invece la chiesa di Sant'Anna, sita in un luogo boscoso al confluire dei fiumi Piave e Soligo. Inizialmente alle dipendenze dell'abbazia di Lovadina, ottenne nel corso del XVIII secolo l'attuale titulus di Sant'Anna, patrona delle madri di famiglia. Dopo i recenti interventi di risanamento, la chiesuola è stata dotata di 4 statue grazie alle donazioni della comunità. Nei muri esterni sono incastonate antiche pietre con misteriose incisioni, tra cui il simbolo esoterico della triplice cinta, mentre all'interno è stata posta una copia della pala della Madonna col Bambino di Francesco da Milano.